Partenza bagnata, partenza fortunata, un proverbio banale ma che rende l'idea. A Piazzola sul Brenta, la 16ª tappa del Giro d'Italia, ha preso il via da Villa Contarini sotto una pioggia torrenziale che non ha però fermato l'entusiasmo popolare. Migliaia di persone, appassionati e semplici curiosi, arrivati anche da fuori Veneto per applaudire i corridori, attesi da una tappa durissima. Si parte ancora una volta dal Veneto, regione protagonista per il 4º giorno consecutivo, per affrontare poi 5 salite impegnative, una tappa da 5 stelle di difficoltà, il massimo. Appassionati? Sì, ci piace la bicicletta, però Neanche un po' di curiosità. ci piace anche il posto, quindi è la curiosità perché non avevo mai visto la tappa. Un papà che ha fatto tanto ciclismo e gli piace tanto. Caserta, però abito a Padova. Appassionato di ciclismo? Abbastanza, per il giro sempre. Sta seguendo tutta la corsa? Non tutte, però abbastanza tappe, insomma. Qualche nome? A Santiago sono stato là l'altro giorno, e quindi sì. Qualche nome che la colpisce? Carapaz. Una tappa che accende i riflettori su questo comune dell'Alta Padovana, 5 mesi di preparativi, ma anche un impegno economico sostenuto dall'amministrazione, con la certezza di un grande effetto promozionale. Il ritorno non lo farei con la calcolatrice, non è una questione di ritorno economico, è un ritorno di immagine, di conoscenza della nostra città, che ritengo sia una delle più belle cittadine di tutto il Veneto, e da oggi la conosceranno molte più persone. Ed è stato bello vedere anche che la gente non andava via, nonostante la pioggia, ha voluto rimanere qua e celebrare questa partenza. Quindi ancora più emozione per questo evento. Si muove tanto sia in maniera diretta, perché poi lavorano tutti gli esercizi pubblici e tutto quello che sta attorno al Giro, e poi anche molto di più in maniera indiretta. Poi verrà conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero, perché ricordiamo che il Giro è una delle manifestazioni più seguite al mondo. Bella festa comunque, peccato che piove. Comunque dai, non importa, bellissimo. No, bello, è bello vedere il paese così, tutto in festa, è bello vedere tutto. Sì. La pioggia? La pioggia sta rovinando un po' e purtroppo, soprattutto per tutta la gente che c'è. Io sono di Piazzola, sono venuto con l'ombrello, ho guardato le previsioni, speravo non piovesse, invece hanno azzeccato quasi proprio al minuto. Comunque vedo che c'è tanta passione, tanto interesse, speriamo bene, dai. Nome tra quelli in gara che la stanno colpendo in questi giorni? Tiberi, è giovane, spero, sembra in forma, spero ci faccia vedere qualcosa di interessante, almeno un italiano, dai.